buonasera, benvenuto, caloroso benvenuto a tutti. 44 anni di Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, quindi entriamo nel 45esimo l'anno prossimo. Non si vede? Non si vede per Grazie, complimento. Oggi quindi presentiamo gli atti dell'ultimo convegno, Le acque fra Piave e Livenza, organizzato il 22 marzo di quest'anno, e come sapete puntualmente la nostra tradizione presentare gli atti entro l'anno del convegno stesso. Ed era anche la giornata mondiale dell'acqua, solo noi abbiamo celebrato questa giornata e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Ecco, il titolo del convegno Acque tra Piave e Livenza riassume anche quelli che sono i limiti geografici del territorio, diciamo che storicamente noi studiamo, che è proprio l'antico cenedese, quindi fra Piave e Livenza. Abbiamo 25 contributi, di cui ci sono 14 articoli maggiori, li vedrete, insomma belli corposi, 9 comunicazioni che sono sempre articoli di ricerca, però sono più brevi, le chiamiamo per tradizione comunicazioni. E poi ci sono 2 biografie di 2 soci che sono noi vogliamo ricordarli come andati avanti, e sono Giancarlo Bardini e Ido Daros. Ido Daros in particolare era anche uno dei fondatori del circolo, quindi 44 anni fa. Quindi di questi 23 lavori io non anticipo niente, perché abbiamo qui il dottor Massimo Busso che adesso fa una disamina appunto degli articoli, e ha già presentato anche gli anni scorsi, noi per questo siamo molto grati. I ringraziamenti che voglio fare in questa sede: allora, senz'altro per la copertina, come avete visto una bellissima copertina, qui è parziale perché abbiamo dovuto sacrificarla per mettere il titolo, e in 4ª pagina, se non sbaglio, c'è proprio il disegno intero. È del disegnatore Fausto Turner, che è venuto questa sera, è lì in fondo e che saluto, e l'ha fatto proprio per noi, è un regalo che ha fatto al circolo, quindi non lo trovate da altre parti questo disegno. Poi naturalmente ringraziare proprio tutti gli autori degli articoli, perché lavorare, fare ricerca non è proprio, c'è passione senz'altro, però costa fatica. I soci del circolo, che sono i veri animatori proprio di questo gruppo. Il nostro editore non è qui perché ha detto fine anno non ce la faccio venire, sono proprio preso per i capelli, quindi comunque il socio è De Bastiani, e per la pazienza, perché siamo andati più volte a correggere le bozze. L'amministrazione della città, perché quando abbiamo bisogno è sempre presente. Ho intravisto e salutato l'assessore Padoan, eccolo qua, ciao, ecco, grazie per essere presente, molto gentile, ecco. E poi voi, gentile pubblico, che siete naturalmente per noi un supporto veramente fondamentale. Ecco, saluto anche in modo particolare il Guardian Grando, Franco Posocco, che è il nostro socio da tantissimi anni, da Venezia ci raggiunge, e insomma siamo molto contenti che sia riuscito a venire questa sera. Bene, io lascio tutto lo spazio che posso al dottor Massimo Busso per la presentazione. Io credo che gli autori di questo, io lo chiamo capolavoro, meritino tutti un applauso. E prima Ecco, grazie per essere qui. È già stato detto, sono state dette parecchie cose, insomma, di presentazione. Il volume, come tradizione, viene presentato molto sollecitamente rispetto al momento della riunione del convegno,
quindi tra marzo e dicembre ce l'abbiamo sempre fatta fino adesso, e quindi anche questa volta. Ecco, questo è l'immagine delle copertine di tutti gli atti, strette un po' per farle stare nella slide, e danno un po' la misura. Ecco, diciamo che al di là della qualità che ciascuno deve giudicare per conto suo, qui c'è anche una quantità. La quantità di dati che sono presenti in questi lavori costituiscono già da soli, stiamo parlando di diverse centinaia di saggi e di articoli, quindi costituiscono da soli un patrimonio, ecco, al di là, ripeto, della qualità che ciascuno giudica, e quindi già la prossima volta tocca stringere tutti quelli della linea sotto per farli stare. Ecco, è già stata ricordata la giornata dell'acqua, in occasione della quale è stato fatto anche il convegno. E, dico altro, ci sono 14 relazioni, 9 comunicazioni, 2 biografie, è già stato detto, e adesso diciamo con quella specie di morsa che ho rappresentato cercherò di sintetizzare almeno le relazioni, che già mi scuso con tutti gli autori, perché chiaramente ne sto facendo pillole, insomma, ecco, non è mai piacevole. Comunque un invito alla lettura del volume, qui c'è una grande ricchezza di ricerche, di fonti, idee, storie che potremmo dire scorrono come un grande fiume di conoscenza, per restare nella metafora idrica. E partiamo, allora, per darvi la sensazione del volume di queste relazioni basta guardare il numero delle pagine che ho messo in ciascuna di queste slide, in cui ho scelto un formato un po' da bozza, proprio per dare l'idea che in realtà questi sono lavori che sono finiti, però in realtà il lavoro non è finito ancora, ecco, quindi deve andare avanti. Cominciamo con Giovanni Tomasi, lavoro dedicato agli idronimi, cioè ai nomi d'acqua, i più antichi tra i toponimi del nostro territorio. Tomasi ha esplorato un'area vasta, quasi 7.000 km², seguendo il corso di 4 sistemi idrografici principali: Grassana, Livenza, Piave e Piavone, e dei loro, ovviamente, dei loro affluenti. Il risultato è un censimento imponente: 242 idronimi, tra fiumi, torrenti, rii, risorgive e una serie di laghi naturali e artificiali, tra cui spiccano quelli della Valle Lapesina e i bacini costruiti poi ovviamente tra 800 e 900. Questo studio è un viaggio nel tempo, dalle palafitte preistoriche alle opere idrauliche veneziane fino all'ingegneria moderna delle dighe. In quei nomi d'acqua si nascondono tracce sorprendenti della nostra storia linguistica, radici paleovenete, celtiche, latine, perfino germaniche, che convivono in un unico paesaggio. Adesso qui a ogni relazione ho dedicato una sola slide per non darvi informazioni, e in questo caso vediamo di cosa si tratta. I corsi d'acqua sono organizzati attorno ai 4 fiumi citati, poi con una scelta piuttosto opportuna, dopo aver presentato le principali radici europee, pre-europee, anche mediterranee, che possono essere alla base dei nomi di parecchi corsi d'acqua, sono stati censiti e catalogati anche i toponimi comunque legati all'acqua, pur non essendo loro stessi nomi d'acqua. E qui ne vediamo una breve selezione nella slide. Il lavoro è concluso da un accurato indice idronimico, un piccolo apparato di fotografie di cascate sorgenti che è abbastanza interessante e curioso, e 2 dense bibliografie e cartografie. Con la seconda relazione, anche questa abbastanza corposa, rimaniamo nel tema dell'idronimia. Secondo contributo molto importante, firmato a 4 mani, come si dice, 2 autori, Barbara Cinhauser-Hofer e Ermanno Ventesano, idronimi del bacino orientale della Livenza. Anche questo lavoro esplora il rapporto profondo tra acqua e linguaggio. E questi sono lavori molto interessanti. In questo libro trovate come una sorta di dizionario geografico, insomma, in cui si sono esaminate le ragioni
dei singoli nomi di corsi d'acqua. Ecco. E il rapporto profondo tra acqua e linguaggio, ovviamente. Gli autori osservano che i corsi montani, come quelli dei torrenti Cellina e Meduna, scorrono in vallate isolate e morfologicamente chiuse. Proprio per questo conservano nomi antichissimi, risalenti a popolazioni pre-romane e protostoriche. Il lavoro presenta, in questo caso, altri 242 c'erano idronimi nel lavoro precedente, qui ce ne sono 243. 50 dei quali accompagnati da schede etimologiche molto approfondite. Dallo studio emerge una geografia linguistica precisa, zone montane con nomi arcaici e conservativi, alta pianura, nomi più recenti legati a rogge artificiali, risorgive idronimi moderni in prevalenza romanzi, cioè non germanici. Nella slide un esempio delle schede che ricostruiscono la storia linguistica degli idronimi. Ma voglio fare solo un riferimento a un piccolo corso d'acqua che mi ha molto colpito, si chiama Lidres, è un piccolo corso d'acqua nel comune di Tramonti di Sopra. Un nome breve, Lidres, ma antichissimo, collegato alla radice indoeuropea idor, acqua. Si ritrova in greco, ma poi anche in Italia, qui vicino, oppure leggermente nel nord Italia, ancora non tanto distante da qua, Iudrio, Idria, il lago Idro e il lago di Ledro. Un fiumicello quindi che diventa lui stesso un fossile linguistico, una traccia delle prime popolazioni indoeuropee arrivate in Italia verso la fine del secondo millennio. Un piccolo corso d'acqua che racconta una storia molto grande, molto lunga, ma estremamente affascinante. Mentre con questa terza relazione cambiamo argomento, entriamo nella storia medievale con uno studio che ricostruisce il ruolo del patriarcato e dei patriarchi di Aquileia nel governo delle acque nei territori del Basso Piave. Dalla fine dell'impero romano al IX secolo quest'area fu contesa tra Longobardi, Bizantini e furono proprio i Franchi nel ridefinire il governo e i ruoli di governo locale a scegliere i vescovi, figure risultate affidabili e radicate nel territorio. Il patriarca di Aquileia, in particolare, assunse un'autorità straordinaria, controllava terre, acque, confini, perfino la monetazione, governando un territorio strategico tra Isonzo, Livenza, Piave. Questo patriarca finì col ridisegnare il governo dei territori e i vari patriarchi che si succedono saranno infeudati dell'intera Marca del Friuli, regione di confine dell'impero Marca appunto, in Italia, che rimase così saldamente controllata. Il Basso Piave, pur trovandosi nel comitato di Treviso, rimase nella disponibilità del patriarca. Si ebbe anche una riorganizzazione delle acque interne, con lo scavo di canali per collegare tra loro i fiumi, mentre con difficoltà si controllava l'impaluramento progressivo di certi terreni. Con altrettanta difficoltà si tracciavano strade e confini. Il patriarca di Aquileia tra 776 e 1028 ricevette grandi proprietà, ebbe confermati i possessi e i diritti a lui concessi fino ad allora da re e duchi longobardi, fino ad avere la facoltà di battere il moneta. Nel 1034 l'imperatore aggiunse quanto si trovava tra la Livenza e il Piave, che una volta era stato possesso bizantino, al dominio del patriarca. Nel 1077 i territori appartenenti alla Marca del Friuli furono separati dal Ducato di Carinzia per costituire il Principato patriarcale di Aquileia. Il patriarcato resistette per qualche tempo, ma già dal XII secolo cominciarono gli scontri con i nuovi protagonisti della politica veneta, Comuni, gli Zelini, da Camino. E tra recuperi e perdite territoriali, episodi simbolici come quello che è in qualche modo ricondotto a questa singola formella, il matrimonio del 1207 nella villa di Mussa, che ha dato queste testimonianze artistiche come il bassorilievo del cavaliere Mancino, così è ricordato, ci restituiscono un territorio attraversato da tensioni di potere.
Intanto all'orizzonte avanzava una nuova forza destinata a cambiare tutto, la Serenissima, che nel XIII secolo prese il controllo della destra Piave. La quarta relazione ci porta nel mondo, sempre restando ancorata alle acque, nel mondo della storia dell'arte e delle tradizioni religiose. In questo caso stiamo parlando del contributo di Giacomo Bernardi dedicato ai santi San Cristoforo e San Nicola, che sono caratteristici per avere le loro cappelle o i loro dipinti in posizioni strategiche rispetto al corso dei fiumi. Soprattutto San Cristoforo, che il suo nome porta la definizione di colui che porta Cristo, si trova in aree in cui ci sono i luoghi di passaggio delle acque. L'autore indaga la presenza di queste due figure sacre profondamente radicate, anche se hanno origini diversissime, addirittura San Nicola è un santo dell'Asia minore, insomma, che sono però risultate radicate nella cultura popolare del nostro territorio. San Cristoforo è il patrono dei viandanti e dei traghettatori. Lui stesso appunto ha fatto il traghettatore a Cristo. San Nicola, protettore dei marinai e della gente d'acqua. Entrambi i culti, attestati fino dal Medioevo, sono presenti nella leggenda aurea di Jacopo da Baragine e rivelano un legame simbolico fortissimo con l'acqua come elemento di passaggio, di rischio, ma anche di salvezza. Il lavoro presenta anche un censimento, anche questo come gli altri ci fornisce poi dopo degli strumenti che possono essere usati come consultazione, un censimento delle principali raffigurazioni ad affresco di San Cristoforo e degli edifici di culto ancora presenti tra Piave e Livenza. Ricordiamo l'episodio più noto della leggenda di Cristoforo, appunto portatore di Cristo, il gigante che attraversa faticosamente un fiume portando sulle spalle un bambino, il cui peso è sempre più grande, e che poi gli rivelerà di essere Cristo stesso con addosso i peccati del mondo. Una storia che riflette il significato profondo della fede come attraversamento e sostegno. E qui vedete una raffigurazione di San Cristoforo che è nell'Aggio di Cadore. San Cristoforo divenne, abbiamo detto nel Medioevo, il patrono dei viandanti e pellegrini, quando le grandi vie di pellegrinaggio attraversarono l'Europa verso Roma, Santiago di Compostela, la Terra Santa, a seconda della direzione del pellegrinaggio. Per questo motivo la sua immagine era spesso dipinta all'esterno delle chiese, visibile da lontano, segno di protezione per chi era in cammino. E la sua presenza è particolarmente frequente, appunto, come abbiamo anticipato, nei luoghi di attraversamento dell'acqua, ponti e guadi. Anche nel nostro territorio lo troviamo proprio dove l'acqua rappresentava un passaggio delicato. Sul Piave, ad esempio, presso il guado dei Santi Vittore e Corona, il Feltrino, a Cesana, sul lato opposto del fiume. Accanto a lui il lavoro di Bernardi ricorda anche San Nicola di Mira, un altro santo profondamente legato all'acqua. Il suo culto si diffuse grazie ai racconti di miracoli avvenuti tra tempeste e naufragi. Era più un santo da mare che è stato adattato ai fiumi nostri. Comunque lui salvò marinai in pericolo, addirittura secondo una tradizione riportò in vita un fanciullo annegato in mare. Non sorprende quindi che lungo il Piave e la Livenza siano moltissimi gli oratori e le chiese dedicate a San Nicola, soprattutto nelle zone attraversate dagli zattieri, che trasportavano il legname dall'Alpado, dal Cadore fino a Venezia. Questa dei zattieri la ritroveremo, la storia dei zattieri, più volte. La relazione di Bernardi si chiude con un apparato fotografico documentario che testimonia quanto la cultura dell'acqua abbia inciso nella fede e nell'immaginario del nostro territorio. Rimaniamo nella fase degli attraversamenti, ecco, c'è una delle linee linee rosse, diciamo, di questo lavoro è legato proprio agli attraversamenti fluviali.
E il contributo qui, ancora a quattro mani, di Fiorenza Mambrini e Mauro Vedana, ci porta un luogo simbolico, un rapporto tra uomo e acqua, capo di ponte sul Piave, oggi ponte nelle Alpi. Non si tratta soltanto di una struttura di attraversamento, ma di un luogo di storia e di passaggi, frequentato fin dall'antichità. Le vallate del nord-est sono state infatti percorse da vie romane medievali che collegavano l'Italia con l'Europa centrale. Quel ponte rappresentava un tratto essenziale della via Alemagna, chiamata anticamente via Regia, una strada che univa Venezia e il nord Italia con il mondo germanico. A capo di ponte il Piave si stringe e il suo alveo, tra alte sponde, dista solo 40 metri, per modo di dire solo, ma comunque è talmente vicina, sono talmente vicine le due rive che quel punto è diventato storicamente un punto di passaggio. E per secoli quel ponte, che è stato elevato per questi 40 metri, è stato continuamente ricostruito. Dalle prime strutture di legno a campata unica all'evoluzione delle opere in ferro, poi in cemento armato. La documentazione più antica è del 1181. Poi un atto del 1196 ne certifica già un rifacimento. Segno che quest'opera è sempre stata vittima e nello stesso tempo figlia del fiume. Qui la storia del territorio coincide con quella dell'ingegneria idraulica e dei traffici commerciali. Qui vedete due rappresentazioni del ponte in due momenti della sua storia. La storia del ponte di Capo di Ponte è una storia di resistenza contro la forza dell'acqua. Nel 1484 anche un incendio lo distrusse, ma poi fu ricostruito, solo in pochi mesi è coperto, lo vedete lì, si vede il ponte coperto per proteggerlo da agenti atmosferici. Tuttavia il vero nemico era sotto, era il Piave. Le sue piene periodiche travolgevano le strutture, spostavano i pali di fondazione, erodevano gli argini, le ghiaie, eccetera. Nel corso di secoli si cercarono soluzioni sempre più ardite. Nel 1567 venne chiamato, nomina Antonio da Ponte, il celebre architetto del Ponte di Rialto. Progettò grandi piloni protetti da poderosi rinforzi, ma anche quella struttura fu distrutta da una piena nel giro di 10 anni. A quel punto venne invocato uno dei più grandi architetti della storia, Andrea Palladio, che nel 1579 propose due soluzioni: un ponte di legno tradizionale oppure, con enorme coraggio, un ponte di pietra stabile e definitivo. Il Consiglio di Belluno, cui spettava pagare, approvò la proposta in pietra, ma il Piave ancora una volta travolse la costruzione, che era ancora in corso, nel 1599. Così la sperimentazione, distruzioni e ricostruzioni si chiuse nell'Ottocento, quando il ponte divenne parte della nuova strada di Alemagna, voluta dall'impero austriaco nel 1817. Prima una soluzione in legno e ferro, poi nel 1871 il ponte in ferro definitivo, sostituito infine nel 1919 da una sua versione in cemento armato, mantenuta fino agli interventi più recenti, che sono del 2019. Una storia molto avventurosa, molto affascinante, anche perché questa lotta continua con questo fiume vorticoso che ha, tra l'altro, toni omerici, sembra lo Scamandro che lotta contro Achille. E ritorniamo nel mondo dell'arte con Franco Posocco, che ci parla nell'arte veneziana del Cinquecento in un clima segnato da guerre, pestilenze e tensioni religiose. È una società inquieta, attraversata da dubbi e conflitti interiori, un contesto ideale per capire l'evoluzione della pittura di Jacopo Tintoretto. Dopo la solennità bizantina, l'armonia razionale del Rinascimento, Tintoretto inaugura una nuova sensibilità artistica, la pittura del sentimento, del movimento, del contrasto drammatico, e in questa prospettiva l'acqua diventa protagonista. Acqua che scorre veloce e impetuosa nelle valli, acqua che si ferma in laguna senza confini netti, acqua che riflette e deforma, specchio dell'anima, simbolo di instabilità e di trasformazione. Posocco analizza Quattrotele, che lui conosce benissimo in quanto sui suoi anni passati da guardian grande della scuola grande di San Rocco, e i quadri sono Mosè a scaturire l'acqua dalla roccia, Battesimo di Cristo, Santa Maria Egiziaca.
opere che testimoniano l'identificazione profonda tra acqua e vita umana. Nessun'altra civiltà europea prima di Venezia rinascimentale aveva espresso con tanta intensità questa consapevolezza, come anche il quadro della prossima slide, La fuga in Egitto. In questo dipinto la Sacra Famiglia non attraversa un deserto esotico, ma un paesaggio familiare, quasi veneto, campi irrigati, casolari, canali, boschi, risorgive. È un paesaggio di acque e terre umide, simile a quello compreso tra il Piave e la Livenza. L'acqua qui non è solo un elemento naturale, ma diventa protezione e rifugio, accompagna il cammino dei fuggiaschi, accoglie e quasi abbraccia l'uomo. L'acqua, nella lettura proposta da Posocco in questa relazione, è memoria culturale e destino umano allo stesso tempo, un filo che unisce montagna, pianura, laguna. Nel Cinquecento veneziano assume un valore simbolico profondo e rappresenta la fragilità della vita e la continua ricerca di equilibrio. Questo linguaggio poetico e filosofico dell'acqua segna un passaggio decisivo nella cultura figurativa veneziana, proprio mentre la Serenissima sta consolidando il controllo sulla terraferma, trasformando profondamente il paesaggio idraulico del Veneto. Invece con Paolo Goi cambiamo scena e linguaggio, entriamo nel mondo del simbolismo medievale tra iconografie misteriose e creature fantastiche. La sua relazione dal titolo Diavolo o Basilisco ci porta al cuore di Serravalle, lungo via Martiri della Libertà, sulla facciata del palazzo Racola de Fontanelli Stroyer, edificio risalente alla seconda metà del 400, rimaneggiato nel Novecento, è ancora visibile sotto il pergolo settentrionale una scena sorprendente, un combattimento tra due mostri, tra due creature mostruose. Insomma. Non è semplice decorazione, è uno frammento di storia culturale, un messaggio inciso sulla pietra, parte di un linguaggio simbolico oggi quasi scomparso, ma comune nell'immaginario medievale. L'affresco è un racconto di lotta con forti implicazioni morali e religiose, legato a un mondo in cui il visibile e l'invisibile convivevano e dove anche fiumi, grotte e stagni erano ritenuti luoghi di mistero. Per comprendere il significato dell'affresco, Paolo Goi analizza l'iscrizione che si legge lì in alto sopra la figura, cioè desiderium impiorum peribit, l'ambizione degli empi sarà distrutta, avrà fine, insomma, ecco, il messaggio è chiaro, è una scena morale, una lotta allegorica tra bene e male. Il mostro sconfitto è il basilisco, creatura mitica diffusa nei bestiari medievali, corpo di gallo, coda serpentina, ali di pipistrello, insomma, si sono scatenati nella fantasia. Secondo la leggenda è capace di uccidere con lo sguardo o col fiato velenoso. È un animale ibrido legato all'acqua, alle paludi, alle grotte, ai pozzi, luoghi liminali e inquieti per l'immaginario medievale. Il suo avversario è un piccolo mammifero molto astuto, la donnola, simbolo del bene che vince con l'astuzia e la purezza, più con l'intelligenza che con la forza. Goi mette in luce come il basilisco fosse spesso assimilato al diavolo, da qui il titolo, insomma, della relazione, e come le sue rappresentazioni siano presenti non solo nei testi religiosi, ma anche su capitelli, portali, bassorilievi, arredi sacri. Questa ricetta sorprendente ricostruisce una vera geografia simbolica dei mostri tra Piave e Livenza, dimostrando come la cultura delle acque non sia solo storia, ma anche mito, paura, fede e immaginazione. Invece con Lucio De Bortoli torniamo alla geografia dell'acqua, alla geografia e anche all'economia dell'acqua e al modo in cui essa modella la storia economica e sociale di un territorio. La sua relazione è dedicata alla straordinaria vicenda secolare del Brantella, la derivazione delle acque del Piave costruita in località Molinetto di Piederoba tra 400 e 700. L'opera nacque negli anni attorno al 1430 e rappresenta la più antica infrastruttura idraulica dell'Alto Trevisano. Il suo scopo era semplice e allo stesso tempo rivoluzionario: portare acqua alle terre ghiaiose, aride
e 2 dell'alta pianura tra Mosone e Piave. Terreni sterili che grazie all'arrivo dell'acqua potevano finalmente essere adacquati, un verbo antico e bellissimo che De Bortoli recupera perché esprime la concretezza del lavoro dei campi, del lavoro successivo per riportare quelle terre aride a diventare campi. Il Brentella interessò 35.000 ettari di territorio tra Montello e Sile e non fu un'opera nata dal basso ma promossa dall'elite trevigiana, dalla stessa aristocrazia che possedeva i fondi agricoli beneficiari del progetto. Una specie di rivoluzione dall'alto, si dirà politicamente. Il canale cambiò la storia economica del territorio, segnando il passaggio da una terra povera, fino a farla diventare zona di sviluppo agricolo e produttivo, una vera rivoluzione d'acqua durata però secoli, non è che adesso per noi è facile vederla, ma ci sono voluti secoli. L'opera idraulica del Brentella non fu soltanto una questione tecnica, fu anche una questione di potere. La Repubblica di Venezia, attenta a controllare tutte le vie d'acqua strategiche del dominio, inizialmente guardò con diffidenza l'iniziativa trevigiana. La Repubblica di Venezia non vedeva di buon occhio le autonomie locali. Tuttavia Treviso seppe convincere il Consiglio dei 10. A metà del Cinquecento Venezia istituì la magistratura dei beni inculti, con cui si dichiarava tutte le acque pubbliche sotto la propria giurisdizione. Da quel momento ogni decisione idraulica doveva essere autorizzata dallo Stato veneziano. Qui 2 mappe mostrano l'esito dell'opera infrastrutturale tra XVII e XVIII secolo. Il Brentella nacque con 4 motivazioni principali. Irrigazione, cioè portare acqua a un terreno arido. Abbeveraggio, quindi garantire agli animali acqua sufficiente e quindi dar luogo a un'economia rurale più estesa della semplice coltivazione, pensando anche all'allevamento. Energia idraulica, cioè azionare mulini e attività artigianali, prima concentrate sul Piave. Navigazione e trasporto, questo progetto mai pienamente realizzato, ma immaginato per la fluidazione di legname, ferro e altre merci, ma questa parte del progetto non riuscì ad avere il successo che si pensava di poterci ottenere. L'arrivo dell'acqua cambiò profondamente il territorio tra Montello e Sile, dove prima c'erano terre dure e sassi e dove invece sorsero attività agricole e manifatturiere, ville e filatoi, come ricorda Bortoli con gli esempi dell'attività della famiglia Emo a Fanzolo e dell'Orsoglio dei Benzi, un filatoio di seta particolare che aumentava di molto la produttività grazie all'energia idraulica. E con Giampaolo Zaponel incontriamo un protagonista discreto ma decisivo nel nostro territorio, il fiume Meschio. Lungo appena una trentina di chilometri, largo nel suo punto più largo, non più di 10-15 metri, con acque limpide e fredde, il Meschio è un fiume in piena regola. Portata costante, carattere sorgivo, confluenza in un altro fiume, cioè la Livenza. Le sue radici storiche sono profonde, compare per la prima volta, ovviamente c'era anche prima, ma la prima volta che lo troviamo scritto nel documento è il 6 agosto 962, un diploma con cui Ottone I concede al vescovo di Ceneda Sicardo terre delimitate proprio dal corso del Meschio. La sua presenza nella letteratura arriva già nel 300 con Fazio degli Uberti, che lo cita nel Dittamondo nel 1360. Il primo vero poeta del Meschio è Marcantonio Flaminio, umanista nato a Serravalle nel 1498, che lo chiama Mesulus nei suoi versi latini. Il Meschio segna anche pagine di drammatica memoria. Nel 1521 una gigantesca frana precipitò sul lago di Forcal causando una piena devastante che travolse Serravalle e deviò anche il corso del fiume, una sorta di vaiont ante litteram che si percepisce anche nel disegno che c'è lì. Vedete quell'arcata che c'è che porta alla piazza di Serravalle e si vede che il terreno si è alzato
tanto è vero che ci si chiede come mai hanno fatto un arco così basso. In realtà il terreno spostato da questa grande piena ha riempito Serravalle e costruita a gestire gli edifici esistenti, tenendo conto di questo innalzamento del terreno. Il Neschio però è anche storia di lavoro e abilità. Nel 1581 Minucci descrive la fama dei fabbri serravallesi capaci di forgiare lame eccellenti grazie alla occulta virtù dell'acqua del Neschio. Le spade erano talmente famose da essere esportate in Germania, in Francia e perfino in Inghilterra. Fiume breve ma intenso che ha attraversato storia, economia, poesia e identità locale. Zagonel ricorda opportunamente Lorenzo da Ponte che dalla lontana New York, che negli ultimi anni della sua vita riandava con nostalgia al fiume della sua fanciullezza. Onde del picciol Neschio dovrassi a figlio umile quanto imparò l'America nel dotto italo stile, umile per la prima stile. E poi ancora, sovviene ancora dolce la memoria come m'accolse il mitriato santo del cui nome ben Neschio ancora si gloria. E ancora in prosa, nel discorso letto ai suoi allievi nel 1829, quindi a 80 anni, da Ponte si definisce infine un povero figlio del picciol Neschio, cioè resta sempre nella sua memoria ancestrale questo fiume. L'escursus di Zagonel, che poi è molto più complesso di questo che io mi sono soffermato sulla Ponte, va avanti fino ai versi dedicati al Neschio da Aldo Toffoli nel 1980. E poi arriviamo a un'altra applicazione del controllo dell'acqua, le fontane. Iniziamo al contributo di Silvia Bevilacqua con il suo Le fontane a Vittorio Veneto, fonti per la storia, ipotesi per il futuro. Le fontane sono oggetti che hanno funzioni pratiche, ma in esse, come in altri campi, la tecnologia, la storia e a volte anche l'arte si sono saldamente intrecciate, tanto da rendere coerente ai nostri occhi l'esistenza di fontane in cui all'utilità pratica si uniscono forme esteticamente importanti. Le fontane, anche quelle che non possiedono una dominante componente artistica, sono comunque segni che si stratificano nel tempo e che oggi possono far affiorare la loro storia. Le fontane di Vittorio Veneto sono molte e ciascuna, dalla più imponente alla più modesta, possiede un ruolo, o comunque l'ha posseduto nel passato, aveva un significato per il punto in cui sorgeva, ed è uno snodo di un sistema complesso. Il lavoro parte dalle strutture monumentali, la fontana del Cardinale, eretta nel 1555 davanti alla cattedrale, che venne spostata nella posizione attuale nel 1864 per lasciare libera la piazza. Il nome viene da Michele della Torre, vescovo di Ceneda dal 1597 e cardinale nel 1583. C'è anche una seconda grande fontana, quella di Salsa, costruita nel 1823 e ispirata alla fontana della cattedrale, ma con forme più sobrie e neoclassiche. La figura femminile che sorregge la cannella dell'acqua è un chiaro riferimento alle Veneri classiche. La tradizione racconta che proprio a questa fontana nel novembre del 1918 i primi soldati italiani entrati in città si abbeverarono dopo la ritirata austriaca, un piccolo gesto simbolico che unisce ancora una volta acqua e storia. Bevilacqua ricorda poi numerose altre fontane che punteggiano la città, la fontana dei Frati, la fontana Consolata, la fontana dei borghi e delle contrade, a Ceneda nel centro e a Serravalle. Per la prima volta è stato realizzato, e questo contributo lo spiega con anche mappe molto più interessanti di quello che posso dire io, un censimento di oltre 80 fontane, mappandole, catalogandole grazie a un geodatabase. Ogni fontana è stata associata a coordinate geografiche, latitudine e longitudine, a una scheda storica. Questo lavoro non è solo un repertorio del passato, è un progetto per il futuro. L'obiettivo è sviluppare un percorso tematico dedicato alle acque del Vittoriese, valorizzando il patrimonio idraulico e culturale della città attraverso turismo, educazione e identità territoriale, un esempio di come la storia dell'acqua possa diventare un progetto di comunità.
Torniamo agli attraversamenti. Miriam Curti ci parla dei passi barca del fiume Piave da Cividale di Belluno a Quero. La prima via di comunicazione da bellunese e pianura fu per secoli, anzi per millenni, il Piave, attraverso il quale navigarono merci e anche persone. Solo dal periodo romano è documentata la fluidazione del legname. Nel secondo secolo c'erano dei collegi di dendrofori, portatori e trasportatori di legname, che si riunivano a Belluno e a Feltre anche per attività cultuali legate al taglio. Cioè, a parte il politeismo, credere che ciascuna pianta avesse in sé qualcosa di divino, per cui ogni volta che si tagliava una pianta era necessario fare anche una qualche attività sacrale, e da qui i collegi di dendrofori. Per collegare la riva destra e sinistra del Piave durante i secoli furono costruiti ponti che sovente, come abbiamo già visto, vennero distrutti dalle alluvioni. E n'era uno anche a Cavo di Ponte, il ponte delle Alpi, appunto, e uno a Cividale di Belluno. In Val Belluno c'erano invece in attività i passi barca, cioè si passava con la barca. Uno è situato a San Felice, nell'omonima Pieve, due invece nel contato di Zunelle, e infine uno nella contea di Cesana, dove per un certo periodo era esistito anche un ponte. Sono qui studiati il traghetto passo barca di San Felice, la cosiddetta barca di Melle e il passo barca del porto di Nave. E questo è il passo barca di Cesana, che vediamo rappresentato in un'antica mappa. Il toponimo deriva dalla gens Cesia, di origine etrusca, si stanziò su varie zone del Feltrino, e numerose tracce toponomastiche della colonizzazione romana si rintracciano proprio nei nomi locali, come Lentiai da Lentillus, Sampronio da Sempronius, Frontin da Frontinus. E sono poi studiati i passi barca nella zona di Quero, e viene fornita un'importante bibliografia sull'argomento. E restiamo alla questione della fluidazione che abbiamo citato con Guido Spada, con questo suo contributo sulla fluidazione libera e legata lungo il fiume Piave. E anche qui ricordiamo Roma, che quando cominciò a espandersi necessitò di avere un regolare approvvigionamento di legname per le costruzioni civili, militari e navali. Si rivolse a queste zone, vennero costruite delle corporazioni di operai specializzati nel taglio, nell'esbosco, nel trasporto del legname. E abbiamo già citato i dendrofori, ci sono molte lapidi con iscrizioni dedicate a divinità o a patroni di collegi di questi dendrofori, coloro che partecipavano alle cerimonie di trasporto degli alberi. Il Medioevo, periodo caratterizzato da situazioni politiche incerte, è avaro da notizie sull'argomento, anche se sappiamo che comunque deve essere rimasta un'attività di passaggio di tronchi attraverso l'acqua. Solo nel tardo Medioevo alcuni documenti mostrano che il commercio di legname nel Cadore fino alla laguna di Venezia, lungo il Piave, cresceva soprattutto nei periodi senza guerra o di relativa pace. Un dato di partenza incontrovertibile era stata, per tutta l'epoca comunale, la rapida intensificazione dei traffici fluviali e della navigazione commerciale, che aveva fatto dei corsi d'acqua veneti degli itinerari densamente affollati. È una bella espressione che c'è nel contributo: un intero mondo si muoveva sui fiumi. I primi documenti che testimoniano la presenza di zattere nel Veneto risalgono al 1181. Nel 1223 il Maggior Consiglio di Venezia deliberò per la prima volta sulla fluidazione, e sempre nello stesso anno venne a costituirsi una corporazione specializzata nel trasporto del legname su zattere lungo il Piave, che attraversava tutta la provincia di Belluno, raccoglieva a Perarolo tutto il legname dei suoi affluenti, e sotto Bribano affluiva il legname proveniente dal distretto di Ampezzo, Livinallongo e Avoro. La condotta fluviale di legnami, legna da ardere e carbone sul Piave contava annualmente oltre 3.000 zattere. Gli zattieri, qui vediamo una fotografia degli ultimi, insomma, che hanno avuto l'occasione di essere fotografate, partivano carichi di tutti gli annesi di lavoro, comprese le vettovaglie per il viaggio
lumi a petrolio, eccetera, vederci di notte. Dopo alcune soste nelle osterie lungo il percorso arrivavano all'alba a destinazione. Ad abili ligadori era affidato il compito più importante e decisivo per il buon esito della fluidazione dei legnami. Un lavoro economicamente fondamentale, ma anche pericolosissimo, di cui questa relazione dà ampio conto, sia sul punto di vista tecnico-operativo, sia da quello giuridico, oltre che sul piano documentale, dove sono studiati i regolamenti per la fluidazione libera e legata, lungo il Piave, la Terranova, Venezia, emanati seguendo la cronologia dei vari regimi che si sono succeduti, dai vicerei napoleonici alle disposizioni austriache per il Regno d'Italia, con esempi e documenti legislativi e amministrativi. Quindi facciamo un salto invece, un balzo in avanti alla fine della metà del Novecento con il primo dei due lavori fatti da Lorenzo Fattorella e Marta Modolo. In questo caso è lo studio di massima di un bacino artificiale per la produzione di energia elettrica nelle depressioni di Revine, progetto di Mario Koff. E il 29 agosto 1947, nel suo studio veneziano, l'ingegnere Mario Koff firmerà la proposta progettuale per la realizzazione di questo bacino di circa 30 milioni di metri cubi, partendo dalle depressioni di Revine, da sfruttare per la produzione di energia idroelettrica e di riserva idrica invernale. Le acque sarebbero state deviate nell'ambito del torrente Cervano che sbocca a Conegliano, nel Monticano. Un cenno alla complessa strutturazione degli impianti di produzione di energia idroelettrica nella nostra area. Già nel 1909 si proporrà lo sfruttamento del bacino di Santa Croce per alimentare le centrali sottostanti, lasciando temporaneamente da parte la questione del Piave, che era sempre molto complessa da gestire. Tuttavia si dovrà attendere la fine del primo conflitto mondiale per ottenere le concessioni. A partire dal 1922 si metterà a mano alla realizzazione dell'intera asta idraulica. La progettualità valliva dipendeva dalla costruzione a monte dello sbarramento di derivazione a Soverzene e dal canale artificiale Cellina, che assieme all'esistente torrente Tesa diverrà il immissario del lago di Santa Croce. A nord la diga di terra detta di Bastia permetteva di aumentare notevolmente la capacità. L'acqua era convogliata in un sistema di bacini centrali attraverso chilometri di condotte forzate di acciaio e calcestruzzo, dal lago di Santa Croce alla centrale di Fadalto, al lago Morto, a Nove, al lago di Restello fino al San Floriano, al lago di Negrisione. Il gioco idraulico del passaggio da lago a lago consentiva di sfruttare la geomorfologia ottimizzando la produzione di energia elettrica. Da qui l'idea di sfruttare l'area della vallata, un'idea che nasceva anche dall'osservazione diretta della morfologia del territorio. Nella vallata la caratteristica più evidente è data dai due laghi di San Giorgio e Santa Maria. L'origine glaciale dei due bacini va fatta risalire a circa 19.000 anni fa, quando, durante il tardo glaciale, a seguito di un miglioramento climatico, una delle lingue periferiche del ghiacciaio Piave iniziò a ritirarsi, lasciando dietro di sé un bacino. I due studiosi avranno pensato che la macchina del tempo li avesse riportati in quei luoghi, ma 5 millenni più avanti. Infatti l'idea dell'ingegnere Koff sarebbe stata ricostruire l'unità del bacino dell'area, ricavare cioè nuovamente un unico lago, come vediamo nella proiezione della slide, e nella progettualità trattata dalla relazione, il nuovo lago ipotizzato dal Koff avrebbe avuto una lunghezza di 7 km e una larghezza media di circa 600 metri. L'innalzamento di 10 metri avrebbe portato un aumento della capacità, dagli attuali 7 milioni di metri cubi dei laghi a oltre 30, un aumento della superficie a 4 km contro 1,5 km attuale, e una superficie di dominio di 50 km², il tutto senza annegare, citazione testuale, annegare abitati di importanza solo qualche casolare di recente costruito, così scriveva. Nel nuovo bacino sarebbero confluiti in un paio di torrenti, le acque sarebbero state deviate nell'alveo del Cervano che scorre a sud e sbocca, come detto, a Conegliano, nel Monticano. In questa sede non possiamo entrare nei dettagli, ma basta dire che il progetto non ebbe seguito, forse perché notevolmente avanti per l'epoca. Insomma, era una proposta interessante di fare una centrale sfruttando dislivelli geomorfologici, ma insomma è andata così. Sempre gli stessi autori, sempre sui laghi di Revine, hanno invece studiato il lavoro della
BGR Carpenè per il riassetto dei canali artificiali di Tagliada e Barche tra il 1915 e il 1936. E quindi torniamo ai laghi di Revine. Questa volta la figura di riferimento è un ingegnere, Carpenè, incaricato di un progetto per sistemare il rapporto tra i due laghi, insomma, no? Al fine di ottenere una gestione stabile del sistema idrografico, Carpenè attuerà a suo dire l'unico e più sicuro rimedio che non comporti espropriare e dissestare apprezzamenti di buon terreno ben coltivati di valore elevato, e quindi si concentrerà sul canale artificiale Tagliada, all'imbocco di San Giorgio alla Morena di Gai, e marginalmente sul tratto di collegamento tra i due laghi detto canale Telemache o Stret. L'intervento prevederà che all'imbocco del lago praticamente doveva far scendere lo scavo più sotto per dare spazio allo scorrimento del lago e evitare le esondazioni, eccetera. E quindi vediamo qui la cartina. Le condizioni del canale risultavano, come scrive l'ingegnere, deplorevolissime, cioè era troppo basso il fondo. Sottolineare l'importanza di un lavoro più radicale che comprendesse pure la sistemazione delle sponde. Nuovi interventi, eccetera, eccetera, partiranno appunto nel 1915 e arriveranno dopo una lunga trafila al 1936. E appunto è all'11 aprile del 1936 che Giovanni Padoan, il genio civile di Treviso, consegnerà a Carpenè il progetto di sistemazione del canale che andrà a buon fine, insomma. Quindi questo è un lavoro che ha avuto il suo successo. Dedicherò adesso il brevissimo tempo che mi rimane solo a ricordare le comunicazioni e le biografie pubblicate nel volume degli atti e ad arricchimento delle relazioni presentate, che sono anche queste molto interessanti, ma non abbiamo tempo quindi le citeremo solo. Zanderigo Rosolo sugli idronimi, anche qui un'altra mappatura di idronimi, questa volta del cadore di Zoldo, ulteriore intervento toponomastico che si aggiunge ai due precedenti. Bottone della Giustina sugli statuti dell'Alto Cenedese, ovviamente con riflesso sulle acque. Livio Caverlotto, che ha studiato le cause di morte non naturale nei registri dell'anagrafe civile, e anche qui c'entrano le acque. Una cronaca a cura di Luisa Botteon, Patrizia Moscagoni, una veduta di Serravalle al Meschio, gli antichi palazzi che si affacciavano sulle sponde. E per chiudere, di nuovo Luisa Botteon con le cronache meteorologiche di Monsignor Gottardo Possanari, Maurizio Luccheschi e l'acqua nella sua arte. All'atto vediamo uno degli ex voto, opera dello stesso Luccheschi, e si chiude idealmente con un mio modestissimo omaggio poetico sulla Rosara di Rolle nella poesia di Andrea Zanzotto. E non posso poi non ricordare le due biografie dei soci che sono scomparsi, tra cui Giancarlo Barbini, e se posso vorrei aggiungere un piccolo ricordo personale di Giancarlo, che mi telefonava delle volte la sera e mi chiedeva se riuscivo a trovargli qualche lavoro in genere di accademie geografile, perché diceva che solo io potevo trovarli su internet questa roba, e in effetti spesso l'ho trovata. Non solo trovavo l'articolo che cercavo, ma trovavo l'intero volume degli atti, che lo faceva impazzire dalla gioia, perché così trovava anche cose che non stava cercando, ecco. Per cui ho questa memoria personale di lui, che era un entusiasta della sua passione sulla viticoltura e l'agricoltura, insomma, ecco, è stata una perdita. E poi Alessandro De Bastiani ha scritto un cenno biografico su Guido da Rosso, è stato già ricordato, socio fondatore del circolo, grande appassionato ricercatore della microstoria, popolare anche tra i lettori della rubrica 100 anni fa, che ha tenuto per molto tempo sul quindicinale. E quindi vado a concludere
ringraziando tutti i relatori, scusandomi con la mia un massacro dei loro testi, sua riduzione in pillole, che a tutti coloro che hanno reso possibile questo itinerario, che come i corsi d'acqua di cui abbiamo parlato continua a scorrere nella ricerca e nella memoria. Quindi grazie a tutti e auguri alle prossime festività e alla prossima occasione. Qualcuno aveva domande da fare, perché ci sono presenti anche dei relatori, per cui meglio di me. Ci sono domande? Allora vi ricordo solo che il circolo ritorna tra meno di un mese, il 9 gennaio alle 17:30 qui in biblioteca. Il dottor Tommaso Ghizzani presenta Sogno, magia e morte, la filosofia d'amore del giovane Pietro Bembo. È un'occasione perché è un professore universitario che ha lavorato molto negli Stati Uniti. Grazie a tutti e buone feste, senz'altro.